Quello che soprattutto è importante è che i ragazzi e soprattutto le famiglie, che sono quelle che indirizzano i ragazzi, non gli insegnino che quello che serve è il diploma o la laurea. Quello che serve è acquisire continuamente, sulla base della propria natura, delle proprie passioni, perché le cose fatte con passione sono quelle che riescono bene, continuare per tutta la vita ad acquisire conoscenza e competenze. Poi la possibilità di lavorare arriva da sola, perché con la passione arriva tutto, oltre che la preparazione arrivano le idee, arriva la capacità di fare delle cose che ti portano alla fine a essere autonomo anche sotto il profilo economico. L'Italia, fra l'altro, ha la caratteristica di essere il più grande concentrato di capacità intellettuali al mondo. Non esiste paese che abbia la stessa capacità che sono in grado di esprimere i nostri popoli. Parlo al plurale di nostri popoli perché nasce da qui la ricchezza dell'Italia. Il fatto di essere il paese, in senso dispregiativo si dice dei 1000 campanili, in realtà è delle 1000 culture. E economicamente, in un mondo globalizzato, noi possiamo sopravvivere solo nel momento in cui investiamo sulle nostre espressioni culturali, perché non potremo mai combattere, cioè concorrere, essere competitivi con gli schiavi dell'India o della Cina, che lavorano per cifre irrisorie che non potremo mai assegnare a chi lavora nel nostro paese, perché non ti danno la possibilità di sopravvivere. Uno dei motivi, fra l'altro, per cui i nostri ragazzi fanno fatica a inserirsi nel mondo del lavoro non è perché non vogliono lavorare, ma perché per il fatto che esiste una altissima offerta di lavoro che arriva dall'esterno del nostro paese e che preme sul nostro paese, che la legge della domanda e dell'offerta. Quello che ti offrono sono cifre sempre più basse, cifre che non ti consentono non solo di mantenere una famiglia, e qui affrontiamo un altro problema, che è quello che non si mette su famiglia e non si fanno bambini, il nostro paese muore, ma neanche di mantenersi da singolo, per cui si va alla ricerca di occasioni di lavoro possibilmente più remunerative, che è sempre più difficile trovare, proprio perché l'offerta di lavoro, per l'illegalità sempre più diffusa, riduce i margini di competitività dei nostri ragazzi. E questo è un discorso che ho fatto proprio in radio stamattina, mi è sembrato che fosse anche particolarmente condiviso, legato al fatto che nel resto d'Europa si sta sviluppando, ad esempio, il riconoscimento della formazione non formale. Cioè chi acquisisce delle competenze nel resto d'Europa, queste competenze gli vengono riconosciute con degli attestati che questi sì consentono poi di inserirsi nel mondo del lavoro. In Italia siamo ancora praticamente ai nastri di partenza. Io ho partecipato a Roma a un convegno proprio di queste associazioni che promuovono il riconoscimento della formazione non formale. Questo credo che sia il futuro anche per una bella fetta dei nostri giovani. Approfitto questa sera per parlarne perché proprio non se ne parla in Italia, ma è importante perché con i vecchi titoli purtroppo non si va da nessuna parte. Bisogna resettare l'intero sistema dell'istruzione in Italia, portando i ragazzi a puntare, ripeto, non ai pezzi di carta, ma ad acquisire conoscenza e competenze. Mi fa piacere essere qui stasera, perché lui è una delle persone proprio che è andato al di là dei titoli, ha cercato di esprimere quella che è la sua personalità attraverso dei libri, e io ammiro i ragazzi che riescono a uscire dall'omologazione, per cui ci porta a fare tutte le stesse cose. Io stesso sono figlio del 68, nel 68 era una medaglia da apporsi al petto, rifiutare i titoli, c'era la cosiddetta contestazione globale, contestavamo tutto. Io non rifiuto i titoli, cioè è stato un periodo particolare,
di rivolta che però è stato utile a dare una scossa. Poi ovviamente rientri in una visione più, non so come dire, normale, però e quindi assolutamente i titoli hanno un senso, hanno un significato, hanno un'utilità, per cui non parlerò mai male dei titoli, però la cosa più importante è trovare la forza, il coraggio di esprimere la propria personalità, di essere se stessi, perché quella è la cosa che probabilmente poi ti garantisce un futuro, uno spazio nel sociale, spesso anche di rilievo. Grazie. Quindi in bocca al lupo ancora a Emanuele Franz e spero che nascano tanti Emanuele Franz nel nostro territorio. In bocca al lupo. Grazie di cuore, un applauso per